Donare un sorriso ai bambini a Natale, questo è l'obiettivo dell'iniziativa Dona un gioco, ideata dall'Associazione Culturale No Profit Iniziativa Donne con il patrocinio del Comune di Sora. L'associazione, grazie alla sensibilità di molti cittadini che hanno donato giochi, ha potuto consegnare al reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Trinità una parte dei giochi raccolti. Altri giochi sono stati consegnati alle comunità di Don Paolo Galante e Padre Salvatore Crino, alla Casa Rifugio Stella Polare di Villa Latina, ma anche ai bambini della città indicati dai servizi sociali del comune. Noi ringraziamo le tante famiglie che hanno partecipato donando i giochi, c'è stata anche una partecipazione veramente corale quest'anno e ringraziamo il Comune di Sora per il patrocinio. Questa giornata è stata insomma un'escalation di emozioni, perché vedere questi bambini magari meno fortunati avere la possibilità di ricevere un gioco è una gioia, ed il vero senso del Natale forse è questo. Il primario del reparto di pediatria del Santissima Trinità di Sora, il dottor Luigi Di Ruzza, ha accolto con favore l'iniziativa ed ha voluto ringraziare l'associazione e tutti coloro che anche quest'anno hanno contribuito a regalare un momento di gioia ai bambini che purtroppo sono costretti in questi giorni a rimanere in ospedale. Ormai sono diversi anni, questo è il quarto che l'associazione Iniziativa Donne porta in questo reparto di pediatria dei giochi, patrocinata anche questa associazione in collaborazione con il Comune di Sora. Noi non facciamo altro che accettare questi doni, donarli e lasciarli, come vedete, in una sorta di ludoteca di reparto che consente ai bambini che sono ricoverati, e qui ce ne sono diversi purtroppo, ma tra un po' andranno via quasi tutti, e sotto le feste diciamo ne ricoveriamo sempre di meno, facciamo in modo di ricoverarne sempre di meno, e quindi li mettiamo a disposizione, grazie a voi, dei nostri bambini, dei nostri pazienti, affinché la loro degenza sia, diciamo, allietata o quantomeno meno sofferta di quello che può essere una degenza ospedaliera.